non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Pesca dalla rete, interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, ovvero le voci fiere di una nuova prospettiva. Buongiorno a tutti. Buongiorno, come stai? Bene, tu? Senti che voce. Benissimo. Sensual. Un movimento sensual. Va bene, allora, buona radio, buongiorno, bentornati a un'altra puntata di Pesca dalla rete. Io sono Afona, ma sono sempre Luisella Pescatori, detta per voi e solo per voi la pesca. Voci e sorrisi di Radio Libertà. Allora, fatevi sentire forte anche voi, commentando le nostre dirette sui social, su YouTube, su Facebook, su LinkedIn, su tutti i touch point dai quali ci potete ascoltare, seguire e vedere. Bando alle ciance, signori e signori, è tornata con mia grande gioia un'altra voce fiera di una nuova prospettiva. Buongiorno e ben ritrovata la nostra Erika Bacchi. Erika, sei in splendida forma, sei bellissima. Ma grazie. Ma anche tu. Tu più di me. Io con queste bellissime primavere nuove. Vabbè. Vabbè, questo è un riferimento a qualche compleanno che c'è nell'aria, forse. Va bene. Allora, con Erika di cosa parleremo oggi? Di cose meravigliose come sempre. Poi Erika vi presento l'oggetto poi che ha portato Erika, poi dopo ci dici come si chiama? È una pentasfera, uno strumento olistico che è usato nella radionica. Poi ci spiegherà bene, ma questo strumento, da quello che ho capito, è portatore d'amore. È uno strumento che emana solo frequenze di amore. Cosa? Quindi mi raccomando, ispirato alla geometria sacra. Ecco, quindi sintonizzatevi e cercate di captare. Captare. Come dico sempre io lancio dei messaggi, poi la curiosità della persona che ascolta è di andare a fare le ricerche, smanettare, perché tanto le notizie sono oggi a portata di tutti. Sì, però voglio dire, saranno anche a portata di tutti, ma se voi volete la qualità dell'informazione, se voi volete approfondire, ma perché non approfittare della nostra Erika? Quindi, come? Chiamateci. Vedi. Dai tu il numero di telefono. Chiamateci allo 0292 947222 per parlare con Luisella e Erika, di noi due, sì, certo, con noi due. Allora, torniamo a bomba. Mamma Ci mia. parlerà oggi di segreti consigli del lavoro autonomo declinato al femminile la nostra Erika Bacchi, che ci racconterà quali sono i suoi ingredienti della sua ricetta di donna e di freelance. Cito apposta la canzone Ricetta di donna, interpretata da Ornella Vanoni, perché attraverso scelte linguistiche puntuali e raffinate sottolinea con ironia alcuni stereotipi sulle donne. Ricetta di donna del 1980, scritta dalla Vanoni stessa, con Amerigo, Paola Cassella, Sergio Bardotti, Toto Savio, Michele Zarrillo. E siccome Pesca dalla rete è una trasmissione tutta al femminile, fino adesso è così. Anche la protagonista di oggi è femminile, però non spoileriamo tutto. Non spoileriamo, dopo diciamo. Salutiamo e ringraziamo ai 1000 con un tasti, applauso, ai 1000 tasti, ai 1000 pulsanti, la ai mitica, tanti monitor, ma soprattutto alla regia insostituibile, la nostra Sveva! Grande Sveva! Cuoricini! Allora, per parlare con te, però, volendo, oltre a telefonare, possono anche scriverti. La tua mail qual è? info@ericabacchi.it. Il tuo sito qual è? www.ericabacchi.it. Hai altre dichiarazioni? Sono su internet, quindi anche sui social, Instagram, TikTok, che sto spopolando di brutto, no, ma davvero? LinkedIn. Cosa fai su TikTok? Allora, settimana passata tra venerdì e sabato notte c'è stata tra il 28 e il 29 giugno la famosa Barca di San Pietro. È una tradizione tutta
Vabbè, la faccia mia di Italiana, ma Sveva non è solo, perché viene Cusale. fatta anche in No, ma altri che cos'è? Spiegaci. allora, la barca di San Pietro è, un'operazione facilissima da fare a casa che usavano, i contadini per prevedere la raccolta del grano, dell'uva Mh-mh. in tempi in vista Sì, dell'inverno. Quindi veniva messo in un'ampolla di acqua o un bicchiere di vetro solo l'albume di un uovo e si okay. lasciava alla rugiada della notte, alla notte del 28 e 29 giugno. Cosa succedeva? Una bellissima magia. Il Cioè? 29 di giugno si poteva vedere attraverso quel bicchiere se il raccolto era molto buono o non soddisfacente. Attraverso che cosa? Ehm, L'evoluzione dell'albume dell'uovo all'interno dell'acqua. Quindi facendo se, la rugiada portava, queste vele molto le faceva trasformare, le faceva diventare molto grandi all'interno del bicchiere, il raccolto era molto buono. Se invece veniva appena accennato, il raccolto andava buttato via o perso. Io voglio fare la E trasmissione con Erika, poi a settembre facciamo la trasmissione va bene, insieme ci sto. perché no, veramente vai. E, su questo video che ho detto non lo considererà nessuno, sono arrivati più di 300 richieste di interpretazioni della foto Ma vabbè, adoro. e 28.000 visualizzazioni del video. Caspita, ma complimenti, ma Grazie, bravissima. grazie. Ma senti, già che ci siamo, siccome è Sì. tutto al femminile, noi oggi parleremo di ta-ta, dillo tu? Santa Hildegarda. Hildegarda, che mi viene sempre Hilden perché è di Bingen, invece è Hildegarda di Hildegarda. Bingen, okay. Hildegarda, mitica. Poi parleremo di lei, però spezziamo ancora una lancia a favore dell'oggetto che hai portato. Ah Ci sì, spieghi prima di iniziare ma forse non inizieremo neanche mai l'intervista, nel senso sì, andiamo no, avanti infatti così a andiamo ruota così, libera, parliamo io e te tanto di va bene tanto uguale. No, allora, perché la conosco, però la la racconti bene pentasfera ai nostri radioascoltatori? è una, forma evolutiva della genesa. Anche la genesa Okay, è uno strumento, anche lei radionico. Cosa serve questo strumento radionico? Serve in meditazione, okay. può servire anche per, ehm nell'evoluzione di cura, permettimi la terminologia cura come Mh-mh. non come guarigione, ma come, appunto avere cura di una cosa, okay, Prendersi cura, prendersi sì cura. certo. Effettivamente è stato, diagnosticato e comprovato che questo strumento se messo, all'interno se al suo interno mettiamo una bottiglia d'acqua, l'acqua ritorna con un'energia di una certa vitalità, quindi è come Okay. se ritornasse allo stato della sorgente. Se noi prendiamo una pianta in stato morente e la mettiamo all'interno, la pianta, con un po' di tempo riacquisterà il suo vigore. Ma veramente? Sì, E io perché io ho a casa 2 piante che sono un po' tra il sì. gnac e il petac, come si dice a Milano, È ora però di sono comprare una però sono pentasfera. grandi, come faccio? Ci sono Eh, pentasfere anche di dimensioni più grandi. mh, Ovviamente più, la dimensione della pentasfera è ampia e più l'emanazione della frequenza dell'amore, perché lei viva solo in ma tipo frequenza non dell'amore, posso è più infilarla con alta. il fusto e poi gli lascio il f tipo la metto alla base del vaso Sì, e lascio poi che il sì, fusto esca con le sue sì, foglie, sai quelle piante sì, alte con le foglie sì, grossissime, posso sì, farlo? sì, sì. Ma dov'è che tu una volta mi hai raccontato una cosa, mi hai detto: "Attenzione a comprare questi oggetti online, eccetera, Sì, eccetera, perché si portan dentro magari un'energia negativa, dipende dove son stati fatti, eccetera." sì, di solito chi, Ecco, usa questi strumenti olistici o radionici o qualsiasi esso sia, si appoggia a delle persone che conosce. okay, Okay, esatto. quindi, l'acquisto, immediato online di una persona che non si Mh-mh. conosce, non si capisce con tipo di energie, di frequenze lavora, è meglio evitare. Perché tu mi hai anche detto non sai dove è stato Esatto, fatto, con che con che intenzioni è intenzione. stato fatto, magari con un'intenzione puramente Esatto, commerciale e invece magari esatto, in altri casi è esatto, stato fatto con un'intenzione proprio esatto, amorevole e benefica esatto, per insomma, per esatto. da usare appunto con Quindi se poi avete necessità di comprare una pentasfera, una chiedeteglielo, genesa, chiedetelo. scrivetemi che vi do il nominativo Esatto, della persona adatta. esatto, esattamente. Perfetto. Allora
Piano piano, Sì. partiamo, avanti. A Oh, bomba siamo partiti a per oggi. bomba, veramente. Nome, Erika cognome, Bacchi, città, Milano, professione. operatrice olistica, elettrice dell'anima. Cosa fa un'operatrice olistica elettrice dell'anima? Aiuto le persone a ritrovare la loro chiarezza attraverso il loro lavoro dell'anima interno. Cosa non fa invece? Non dico che cosa la persona deve affrontare per migliorare la sua situazione. Va bene, parliamo anche un attimo di rete femminile, Sì. perché tanto sa tutti di rete femminile. Da quanti anni sei in rete femminile? Ce l'avrei già detto 3 volte, perché ormai sarà la terza o la quarta volta che vieni, ma tu ripeticela via. Meno di 1. Meno di 1, sei Sì. freschissima. Sì, sì. Sono una junior. Una junior, va bene. E, perché sei arrivata in rete femminile, oltre perché sapevi che mi avresti incontrata. Esatto, te lo stavo per dire perché ti volevo conoscere dal vivo. Ovvio, Visto che ma ci siamo incontrate nelle vite precedenti, ma tu non te lo ricordi. ma io devo capire, ma se tu eri una monaca, una monaca di clausura, Sì? io chi cavolo potevo essere? Ma no, ma guarda che io non son stata solo monaca di clausura. Cosa sei stata Sono stata anche? anche una medium a New Orleans, Quella lì, un quella bamb storia lì è stata tragica però, quella è me finita l'hai quella è raccontata? finita tragicamente, Sarà sì. mica stata io che t'ho No, no. era un uomo che mi aveva sparato. Ah, Sì. okay, Poi sono stata un bambino indiano okay. e poi sono stata anche, di nuovo una sacerdotessa. Ma tutte queste cose tu le sai perché hai fatto Una seduta seduta di di ipnosi regressiva delle vite passate. non è che se l'hai inventata un E giorno, non cioè, è no, fantasia, non esatto, è non sono niente di pericoloso, no, ecco. No, ci tengo a precisare perché uno pensa: ma magari ipnosi, ti mettono il pendolo, o ti fan fare quello che vogliono. No, 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 ipnosi sono regressiva, ma chi è che lo fa? Lo meditazioni psicologo? Chi è che lo fa? No, operatori olistici, operatori di olistici? solito anche chi ha lavorato E in tu non lo psicologia. fai? No, io no, non ha il mio compito. Ma uno magari si può spaventare di quello che è dice: "Che caspita, avrei preferito non saperlo." Sì, inizialmente magari ti può Mh, scioccare la cosa, però mh. poi fai il collegamento con la vita presente e dici: "Allora ecco perché non mi piace stare negli ambienti troppo stretti o chiusi." La claustrofobia derivata dalla vita passata della Chi te l'ha monaca. detto? Lo deduco No, perché io io, lo detesto deduco gli io. ambienti, capito? No, io sono una che detesta gli ambienti stretti, gli ambienti io devo Probabilmente sentirmi anche tu sei s in una libera v di muovermi, di fare probabilmente in una vita passata sei stata costretta a stare in un posto chiuso. Però lo puoi sapere solo facendo una seduta di ipnosi regressiva. Non te lo posso ma dire. veramente mi è successo da piccola, io son rimasta chiusa in casa da piccola. Può essere un trauma infantile. Ma secondo me sì, io mi ricordo benissimo, eravamo mia sorella è piccinina, non arrivavamo manco a girare la maniglia della porta. Sai al mare che c'erano le porte senza la Sì, maniglia fuori, solo con la sì. manopola? Arrivava la consegna del non so, del lattaio, fruttivendolo, quel che l'era, la porta si è chiusa con i miei genitori fuori, noi dentro. Panico. Disastro, un disastro. Io che piangevo, mia sorella che non riusciva ad arrivare a girare la maniglia. Poi insomma alla fine hanno chiamato i pompieri, eccetera, eccetera, solo che la mia mamma, nel frattempo era riuscita a portare in casa, prima che si chiudesse la porta, il cartoccio con le caramelle. Ah. E io per autoconsolarmi, che cosa ho fatto secondo voi? Mah, hai assaggiato Son un pacchetto riuscita a di salire caramelle. sulla sedia e andare al tavolo e aprire il cartoccio, ho iniziato a mettere in bocca le caramelle per L Lo autoconsolarmi. zucchero fa bene contro la claustrofobia. Capisci che ero ah veramente? No, è una Ah, stu è una adoro. stupidata. No, va bene, ma morale della favola che alla fine arrivano i pompieri, tiran giù 'sta non so cosa è successo, arrivano in casa e mi trovo Hai così, mia mamma inconsapevolmente ha detto: "Oddio!" Tutte le caramelle, non riuscivo neanche più a masticarle perché non cioè ma tu così, inconsciamente hai capito? riempito Lo quel vuoto spettacolo. temporale facendo un'azione, quindi ti ha salvato la vita. Sì, vabbè, sono un po' Vabbè, del vabbè, del potevi cavolo però anche però vabbè questo è quanto. Va bene, possiamo andare avanti. Tra sì. tutte queste quand'è che torni hai detto? A settembre, Sì, no? settembre Bene, torno. sai già qua Sarò anche abbronzata? ma sia anch'io, Pettine, ovviamente anch'io. Va bene. va bene. Allora, qual è il potere perché sei in rete per conoscere me, va bene. Qual è il potere delle donne nel mondo del lavoro? Sicuramente la forza e l'unione, perché quando le donne si uniscono spaccano il mondo, in senso buono. Delle volte anche va bene, andiamo avanti. Se fossi il personaggio di un fantasy, saresti più una strega, una sacerdotessa, una guida interdimensionale?
Una sacerdotessa, anche se mi interesserebbe fare la guida interdimensionale adesso, pensandoci bene. E cosa fa una guida? Sì, Interdimensionale? sì, sì. Va su più dimensioni e quindi dalla terza dimensione può andare in A terza quarta, dimensione quinta. è la nostra, Sì, giusto? esatto. Okay. Poi c'è la quarta, la quinta, la sesta, la settima dimensione. Che cose affascinanti però, eh. Allora, io ve lo dico, se volete 0292947222, fate qualsiasi domanda, qualsiasi cosa che vi Sì, incuriosisce del mondo olistico mistico. in generale, perché tu tra l'altro fai tanti, lavori, segui tante Sì. discipline, no, quindi la tua specializzazione qual è? I registri di Akasha, poi in Okay, realtà pratico anche Reiki, Pranic Healing okay. e EFT. Cos'è E FT? Perché F allora Pranichini lo so, glielo spieghiamo un attimo. Pranic Healing è la pranoterapia. Okay, Degli anni '80, '90 si chiamava okay. pranoterapia. Le energie insomma, L'energia. va Però lavori con l'energia prana, okay, quindi certo. tua personale, mentre il Reiki è con No, l'energia dell'universo, certo. okay? Infatti con una ti stanchi, è possibile, con l'altra no, perché nell'altra prendi l'energia in tipo in prestito, no? Esatto, sì. Vedi che brava che sono, ho studiato. Stai scherzando? Sei una futura? Sì, Già no. ti vedo. Io sono una passata streghetta, sappiatelo, sappiatelo. Allora, va bene. Mare o montagna? Entrambi, perché il mare, l'acqua purifica e la montagna radica, È quindi energia, cioè non certo. puoi dirmi di scegliere. A Vabbè. meno che non trovo un posto con la montagna e il mare, Ah sì, a voglia, certo, tipo certo. le Filippine, Vabbè. Thailandia, quei posti lì. Prosa o poesia? Vabbè, prosa poetica allora ti piace. Sì, Ma nel tuo lavoro c'è più musica classica o più musica rock? classicamente Maneskin, perché si Vabbè, parte ma da un rock, quindi quando l'anima è un po' in confusione, poi mh-mh. quando si rimettono a posto i pezzi si va un po' sulla musica classica. Anni '60, '70, '80? 80, i primi 10 anni della mia vita, 80, 90. Eh beh, Eh. infatti. Poi 3 sostantivi, aggettivi, oggetti, animali, cose che Solare, ti energetica, divertente. vabbè andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Veloce anche. Le persone percepiscono il tuo amore, la tua energia prima delle tue parole. Sei d'accordo con questa affermazione? Sì, Brava, assolutamente. brava, fa Ti dirò piacere. di più, è molto importante anche essere centrati Mh. a ogni inizio sessione con qualsiasi cliente o Cioè, anche in in che senso? qualsiasi conferenza o workshop, perché proprio E quindi l cosa fai per prepararti? ci sono c'è proprio un rituale dove inizio a scaricare le energie negative e Okay, a caricare di energia che non positiva. è quello della zip di Non è prima? quello della zip, perché quella è una protezione della bolla energetica, okay? Ma gliela possiamo regalare ai radioascoltatori, E almeno quelli perché che ci no? vedono? Perché no, perché no? Allora, adesso Erika vi spiega in modo molto pratico e semplice come fare per Proteggere la vostra energia dalle situazioni in devi cui devi s metterti più a favore di okay, camera, io mi sposto di qua, tu vieni decisamente di okay, qua, spostati ancora di là che non vedono le tue mani, se no ti va, okay, devi venire al di di qua del qua. mio microfono. Arrivo, eccomi. Ta 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 ta. No, va Okay, bene, perfetto. va bene, aspetta. Allora, praticamente dovete effettuare questa operazione. Strofinare le mani per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perché così attiviamo la nostra energia dalle mani. E poi immaginate una zip che parte dal vostro palmo della mano, è indifferente se mano destra o sinistra, non cambia niente, e prendete questa zip e la chiudete sopra la vostra testa, la fate passare e la fate chiudere dietro la nuca. L'importante è arrivare dietro la nuca, okay, così la vostra energia avete chiuso la vostra energia, e potete fare questa azione quando vi sentite a disagio con una persona, piuttosto che, quando entrate prima di entrare al supermercato, andare al cinema, in situazioni in cui vi danno fastidio, anche semplicemente entrando prima, in ufficio a lavoro. Allora, oggi han deciso con Erika di parlare, di presentarvi un personaggio che è molto rilevante, parlando proprio di energie, di, visioni, di
talenti smisurati, anche perché è stata maestra in tantissime arti, tantissime discipline, non possiamo non parlare di Santa Hildegarda di Bingen. Erika, chi era questa donna e perché ti ha ispirato così tanto? Allora, ho conosciuto Santa Hildegarda, proprio all'inizio Percorso. del mio percorso olistico, attraverso una mia amica Mh-mh. che ha scoperto di essere un'antenata di Che Santa meraviglia. Hildegarda, sì. Ehm, Mi ha presentato appunto questa sua antenata dicendomi: "Ma lo sai che lei fa un po' come te? Ha questi rimedi un po' naturali, olistici, ha sempre curato il prossimo, ha sempre aiutato le altre persone attraverso l'utilizzo, della natura, quindi delle erbe, l'uso dei cristalli". E, così mi sono incuriosita e ho cercato appunto dei libri con delle recensioni abbastanza positive che approfondissero questo discorso di Santa Hildegarda. Anche perché, ehm, lei era una monaca. Sì, Lei era una monaca, ma, una monaca un po' particolare, sì. se vogliamo dire, perché lei aveva visioni mistiche, Come no? lei suonava, lei appunto coltivava e curava le persone con le erbe, ma soprattutto aveva quel rapporto insolito con l'alta società, perché molte Certo. persone, Certo. papi, ehm alcune persone del ceto alto, Certo, re, andavano da lei per trovare certo. rimedio alle loro malattie. Ci racconti alcuni dei suoi rimedi? Vabbè, Beh, cioè, le allora c'è un libro, nel 2 senso non libri. ce n'è 1, ce ne son 2, ce ne saranno 100.000. Nel senso, Una è però La farmacia di Santa mh-mh, Hildegarda e l'altra è I rimedi di Santa Hildegarda, mh-mh. dove uno si parla appunto proprio del potere dei cristalli e di come lei usava i cristalli per curare i malati. Qui il suo amatissimo diaspro rosso, il quale lo ficcava in Mh-mh. bocca e lo faceva tenere in bocca agli ammalati appunto perché aveva problemi cardiologici. Prendo un diasprone così, In un diasprone così. realtà non conta tanto la Okay, dimensione del cristallo, ma quanto la purezza. l'intenzione per il quale viene Posso utilizzato. approfittare della Certo, tua presenza per farti quelle domande che fa i cristalli sì. come si usano? Come si ripurificano? Allora Cosa bisogna fare? se Perché è facile Luisella dire: "Usate i cristalli", okay. ma poi no, è vero? Okay, se Luisella va in un negozio di cristalli e vuole comprare un quarzo ialino, Sì? okay, ehm, non è che lo prende a casa e lo inizia a utilizzare. Esatto. No, No. perché questa sfera di quarzo ialino prima di diventare sfera, così come la Certo. vediamo, è stata raccolta, è stata lavorata, è stata maneggiata, ha subito un trasporto, è stata di mano in mano, quindi Certo. è stata a contatto con varie energie. Ah-ah. La prima cosa da fare è purificarla e Certo. poi E pro come si purificano? allora, se siete pratici, diciamo, lavorare con le energie sottili, basta prendere della salvia bianca, degli incensi, Okay. Mh-mh. bastoncini, oppure il ceppo di salvia Okay, bianca sì, e sì. si purifica. E poi Okay. bisogna programmare la pietra con l'intenzione che ci serve. Ovvero? Ovvero, in questo caso il quarzo ialino, lui ha il Sì? compito di amplificare qualsiasi potenzialità caratteristica di qualsiasi pietra che le si mette vicino. Okay, Quindi questa sfera è potenziante. okay. Quindi se io prendo appunto il diaspro rosso Rosso, e lo certo. metto vicino, il diaspro rosso avrà più potenzialità Certo, rispetto che da solo. certo. Sempre interessantissimo. Diffidate da chi vi dice: "Comprate e usate", ma, fatelo con intenzione e se non siete capaci affidatevi a chi lo sa E fare. poi torniamo sempre alle solite, non comprateli online, così, Sì, ma eventualmente se avete voglia, se vi interessa, se tutto quello che volete una stiamo raccontando consulenza vi o vi risuona, interessa? la consulenza della nostra Erika. Indirizzo di posta elettronica e sito? info@ericabacchi.it oppure www.ericabacchi.it oppure ci potete chiamare adesso in diretta allo Vai, 02 vai. 9294 7222. Per parlare con noi 2. Ma Certo. mentre voi fate il numero, ne facciamo un attimo di pausa.
Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
cari, eccoci. Bentornati. Bentornati 0292947222 per parlare con noi due, ma soprattutto per chiedere alla nostra ospite di oggi, Erika Bacchi, tutto quello che vi scusate, scusate, tutto quello che vi incuriosisce, ok, sulle discipline olistiche. Se ne parla tanto, non sempre se ne parla nel modo corretto, sono professioni molto radicate anche nello studio. Studiate tantissimo, c'è tanto, tanto, tanto da studiare, non è che uno dice: "Vabbè, sento l'energia", no, c'è tanto lavoro dietro. Sì. Quindi io sono veramente affascinata, ma Erika è già di per sé una persona che affascina, ma sono estremamente affascinata perché ha tante risposte, no, ti mette un po' davanti a delle verità, talvolta anche scomode, ma ti spiega un po' perché ti torna dell'energia negativa delle volte, e a volte siamo noi inconsapevolmente che la chiamiamo. Comunque, adesso parliamo della nostra mitica Hildegarda. Hildegarda. Mistica, teologa, guaritrice, musicista. Hildegarda fu molto più di una monaca, fu una traduttrice dell'invisibile, una donna che osò nominare il mondo con parole nuove. Non dimentichiamoci infatti che Hildegarda inventò anche una lingua che si chiama la lingua ignota. Inventò proprio delle parole, ma non tanto perché sentisse il bisogno di inventare delle parole, erano le parole delle sue visioni. Erano le parole delle sue visioni. Li canalizzava proprio. Esatto, erano probabilmente le parole con le quali lei parlava con entità superiori, o erano parole che le arrivavano da entità superiori, lei le traduceva. Guardate che questo fa parte proprio della cultura, nel senso lo stiamo inventando Erika e io adesso, ma Fa parte della storia. fa parte della storia. Del C'è Medioevo, una non è che è parola tutto no, scritto. esatto, c'è una parola che a me piace tantissimo, una parola che lei usava per il femminile, per femmina, che è Vanix. È Bello. bellissima e adoro questa sono sempre rimasta molto affascinata da Hildegarda, ma andiamo avanti a parlare un po' di lei. Insomma, questo suo lessico di oltre insomma erano tante parole, ma non tutte insomma, non lo usava per dire meglio qualche cosa, ma per dire altro che probabilmente non c'era forse, qualcuno glielo stava suggerendo insomma. Non madre, non se Vanix, ad esempio la parola donna, che non è il concetto di madre o serva o peccatrice, Vanix è proprio il principio, il compimento, l'intelligenza incarnata. Con questa parola Vanix, Hildegarda riscrive la genealogia simbolica del femminile, la libera dal peso della colpa e le restituisce una luce propria, ma figuriamoci, stiamo parlando di una donna del Medioevo. Del Medioevo. Cioè Ma che era già più avanti di noi. Esatto, dopo noi siam tornati indietro, ma fa Esatto. niente, quando si dice che non si impara mai insomma, no, ecco. Lei era veramente unica, ma parlaci perché tu meglio di me la puoi raccontare, soprattutto perché tu usi proprio i suoi rimedi. Sì, beh Raccontacela. la cristalloterapia è parte integrante dei miei servizi, infatti quando, pratico sedute di pranic healing o reiki, mi avvalgo dell'utilizzo di alcuni cristalli appunto per pulire il canale, piuttosto che affinare le proprietà dei chakra con ogni cristallo adeguato. Ma Appunto ti sta andando giù la voce? No? Sei sicura? Ti Stavo sento impersonalizzando e Okay. canalizzando il messaggio che ti devo Ma infatti non ho dire. capito se eri emozionata o se ti stava No, andando giù la stavo vo proprio canalizzando quello Sono che serissima, vai. dovevo dire per una Okay. volta e proprio mi è arrivato questa cosa qua. Che bello. Sì. Mi capita tante volte passo dall'umore all'introspezione. Certo. Fa parte della mia personalità un po'. Ah-ah. E appunto i cristalli abbinati alle le attività, le cose olistiche è potenziante, è una cosa Certo, potenziante. certo. Beh. Io ripeto, se siete curiosi approfittate Approfittatene, sì. oggi che lei è qua, Perché sennò poi ci rivediamo a tornerà. settembre. A settembre, sì, può Settembre, essere, ottobre, non lo so, Natale, boh, non si sa. Natale con i tuoi.
Sì, Pasqua con chi Pasqua vuoi. con chi vuoi. Benissimo, Erika, ci consigli quindi a questo punto qualche libro proprio per conoscere Hildegarda? Per chi si fosse perso prima la prima parte Ma certo. della puntata, sono 2 libri, La farmacia di Santa Hildegarda di Wingard Stresslor, trovate su Cos'è? YouTube e su, Amazon. Non volevo fare pubblicità, però è molto comune questo libro e dentro veramente c'è una farmacia Ma riusciamo a leggere completa. qualche leggi qualche rimedio, qualche cosa, Allora, così almeno la rendiamo molto più concreta. va bene, Dai, leggi, allora vai, spara. aspetta, disintossicazione epatica m'è venuta Beh, fuori. bellissimo. Quella? Sì, vai, quello che vuoi. Allora, spray al geranio che potrebbe essere utile in questo momento per le zanzare. Allora, modo d'uso: disinfettare l'aria con allora, indicazioni: influenza, vedi? Anche l'influenza cura lo spray al geranio, lo sapevi? No! Adesso lo sappiamo. Adesso sappiamo. Ingredienti: olio di geranio, olio di noce moscata, olio di piretro romano. Si trova tutto comunque. Indicazioni per l'influenza: disinfettare l'aria con alcuni spruzzi di spray al geranio, spruzzarne un po' sul dorso della mano e inalare per decongestionare le mucose nasali, liberando il naso. Allora, diciamo che anche il geranio è contro le zanzare, però questo ve lo sì, dico lo io, non Santa sapevo, questo lo Hildegarda. sapevo di che il Infatti geranio. a Milano ci son tutti i balconi pieni di geranio. Sì, Proprio sì, sì. sul Naviglio poi dove abito io è solo geranio. Vabbè, Sì. meraviglio, certo. E Bisogna ci sono combattere anche le partegane davvero oltre che le zanzare. ci sono davvero un sacco di rimedi, cioè è veramente una farmacia naturale. Ma Caspita, oltre a veramente averci bellissimo questo avere anche degli libro. elisir, ci sono anche dentro appunto come possono essere utilizzati i cristalli. Il diaspro, che è questo qua, Mh-mh. può favorire anche il parto, vedi? No, questo non lo sapevo, sapevo Okay, problemi cardiaci, ma non okay, del parto, quindi okay. attenzione. Quindi Stavo leggendo quest'altro invece che è appunto di Marcello Stanzione Alba Sali, I rimedi di Santa Hildegarda, sì, edito da questo è Gribaldi. molto, molto più Mh. introspettivo, nel senso che fa capire spiega bene anche alcuni messaggi canalizzati di Santa Hildegarda e vengono proprio, analizzate alcune parole che lei dice, gli episodi che ha avuto, proprio è più diciamo storico, anche se poi dopo è divisa a sessioni e ogni sessione, seleziona dei cristalli per delle cure. Hildegarda collega i cristalli al fuoco sostenendo, e riteniamo bene ripeterlo ancora una volta, che tutte le pietre preziose nascono nel ventre della montagna d'Oriente, laggiù dove il calore del sole è implacabile. È questo il processo che agevolerebbe la nascita delle gemme. E laddove le pietre nascano dall'acqua, lo farebbero solo nella misura in cui i corsi d'acqua, venendo a contatto con la roccia bollente, produrrebbero una specie di schiuma che, esposta al sole, per via dell'evaporazione dei fiumi, si indurirebbe nel corso di un paio di giorni, dando così vita alle preziose gemme. È Sì, poesia, è poesia pura. è poesia pura, ma è Di fatto i pazzesco. cristalli, avvengono, in una determinata condizione, meteorologica, cioè ci devono Infatti essere proprio i principi per Infatti svilupparli. dice poi: "La varietà dei cristalli, colore e forma, sarebbe quindi data dall'esposizione più o meno lunga di questa schiuma al calore dei raggi, alle temperature a cui è sottoposta e all'ora in cui ognuna ha genesi." Infatti un modo anche per ricaricare Mh-mh. alcuni cristalli è esporli al sole, non tutte. Piccoli gioielli Piccoli gioielli. da scoprire. Sì, Che dici? Hildegarda sapeva tutto. Eh sì. Va bene, allora questa diretta è, l'avete notato, un po' particolare, insomma. Mi chiedevo se la nostra ospite avesse voglia di dedicarla a qualcuno. Sì, diciamo che questa, puntata, la volevo dedicare a mia nonna, Mh-mh. nonna paterna, Assunta Ferlicca, che, per la sua vita complicata è stata un po' dichiarata, dal mondo esterno una persona folle, una persona, ehm, pazza. In realtà, è una persona fragile che ha subito
violenze come l'elettroshock e ha sofferto quello che è il mondo esterno nella sua solitudine. Quindi, volevo dedicare a lei appunto questa puntata e sono sicura che se avesse incontrato Salta di Garda le avrebbe trovato una soluzione alla sua persona. Ma non ha mai scritto poesie tua nonna? Come? Non scriveva poesie tua nonna? No, non scriveva Perché mi ricorda poesie. comunque molto ovviamente la storia di Alda Merini, insomma. Però secondo me potevano piacerle. Ma anche secondo me. Io te ne leggo una che non è di Alda Merini. La follia è una prova di volo. Ci mette sul vuoto in punta di piedi. È un sogno che inciampa, che ride, che piange. È un vento che spacca, che spiega le braccia. Siamo tutti follia nel mondo degli altri. Chi sogna di un volo senza le ali, chi ha ali spezzate senza mai averle usate. Ma io ti devo abbracciare. Non è della Merini, Ma io ti devo abbracciare. Abbracciami, dai, vieni qua. Ci abbracciamo, Amore. scusate. Vabbè, l'ho scritta io, vabbè, andiamo avanti Bellissima, però. bellissima. L'avrei voluta scrivere io, guarda. Cioè, hai trovato veramente delle parole meravigliose, semplici ma bellissime. Allora, c'è qualcosa che vuoi dire a chi oggi si sente diverso e incompreso? Beh, in onore comunque di tutte le persone fragili, non zittitevi, non soffocate quello che è la vostra personalità per compiacere agli altri o per compiacere al mondo esterno o per paura di sentirsi giudicati. Per cui, se sentite la chiamata, rispondete alla voce dell'anima perché, non dovete chiedere permesso a nessuno di essere come siete. Che bello, che bellissimo messaggio. 0292947222, ma fatevi sentire, chiamateci, parlate con la nostra Erika che è qui a nostra disposizione ancora per pochi minuti, perché poi dopo vi salutiamo e ce ne andiamo. Come passa il tempo quando si sta bene, Vero, davvero. vero, ma torni tanto, Sì, no? torno. Sei sicura? Sì, torno. Brava, brava, torna. Allora, come diceva il grande Enzo Tortora, entriamo un po' nel vivo delle trattative. Allora, come Salta di Garda è entrata nella tua vita ce l'hai già raccontato. Sì. Che cosa ti ha affascinato di più e come c'è rimasta? C'è rimasta sicuramente con l'utilizzo dei cristalli, comunque essendo anche una monaca mistica, che canalizzava e sentiva, aveva comunque il dono della chiarudienza, un po', mi affascina, ma un po' mi ci rispecchio, perché anche io ho un po' il dono della chiarudienza. E a tal proposito, non so se ti ricordi quando dovevamo registrare io e te una Sì. puntata e che tu mi dicevi che vedevi come sfondo uno sfondo col bosco, mentre io non vedevo, e lì è, praticamente la mia antenata, che ha scompigliato tutti i piani, ha fatto sì che, praticamente facesse sentire la sua voce. Quello è anche un modo in cui, Che poi peraltro è, voglio dire, è uno sfondo, di default dei vari cosi. La cosa bella è che nessuno delle 2 lo aveva attivato 'sto sfondo, ce la siamo ritrovate lì eravamo così. senza sfondo, ma in realtà quando abbiamo in realtà fatto è la arrivato foto uno sfondo e ho detto: "Ma tutto a col posto, bosco, col bosco, va bene, allora". Vabbè, cose siamo creature del inspiegabili, che dobbiamo bosco. fare? Creature del Senti, bosco. quali consiglio daresti a chi vuole avvicinarsi alla professione della cristalloterapia? Oltre Allora ovviamente a leggersi Hildegarda, mi raccomando. esatto, dopo aver fatto una Poi vi bella interroghiamo su un po' Hildegarda. di cultura su di lei, perché comunque ne faceva un utilizzo consapevole e Certo. comunque con un'intenzione di cura, okay? Quindi le Prendersi cura prendersi cura ecco. delle persone, delle piante, anche perché le piante Che poi questo prendersi cura, che appunto è questa predisposizione d'animo verso la cura. esatto. Non Ma come si prendeva cura delle persone, lei si prendeva cura anche delle piante, perché c'è un certo. certo modo di raccogliere le piante, non puoi prendere e strappare. No, No, certo. comunque devi chiedere a madre natura se puoi. Sai che un giorno ho scoper c'è una pianta bellissima in un condominio di Roma che frequento e dico: "Ma caspita, ma si può prendere un pezzettino di questa "Ma sì, 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 fai, 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 fai". Ho detto: "Aspetta un momento, che non si sa mai". Vado a cercare e questa pianta, che è bellissima, non puoi
praticamente tagliarne un pezzo per portartela via, perché porterebbe malissimo. Non so che adesso non mi ricordo il nome della pianta, però bisogna stare attenti anche con le piante, perché noi pensiamo che siano lì a nostra disposizione, dici: "Vabbè, stacco un pezzo, me lo porto via", ovviamente chiedendo il permesso all'amico, eccetera, no, 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 alcune cose devono star lì dove sono, non esatto, dovete toccarle, esatto, che un po' c'è ti un insegna il perché. rispetto e soprattutto Esatto, il rispetto esatto, delle cose che non si sanno, che non si conoscono. esatto, Bisognerebbe sempre essere molto prudenti nella esatto. Quantomeno eh. conoscere prima Es di esatto, esatto. Ma io con le piante ci vado molto prudente, perché mi piace piante, fiori, mi piace molto, capire il significato dei fiori. Per esempio ci sono dei fiori sono stupendi, io adoro le ortensie, sono bellissime le ortensie, però le ortensie hanno un significato di distacco, ah, hanno un significato di distacco. E io l'ho scoperto poi, erano i fiori preferiti del mio papà. E io ho sempre pensato che fossero bellissimi. bellissimi. Avevamo una casa indipendente in montagna, piena di ortense, Ortensie. lui le curava con eran bellissime, sai che sembrano proprio Sì, le sì. cuffie da bagno, no, bellissime di tutti i colori, perché poi dipende come le fai crescere, cambiano colore, Boh, ma insomma quando poi è successo quello che è successo, io ero molto giovane, mio papà se n'è andato in un'altra vita, ho detto: capito le ortense che cavolo ci stavano hai capito? raccontando?" E quindi insomma simbolo di distacco. Vabbè, però restano dei fiori meravigliosi. È un ricordo Ecco, bellissimo. per la puntata sui fiori dobbiamo invitare qualcun altro, naturopatia o Ah sì? il naturopata, Sì, qualcosa, sì, sì, ne sì, ne sì. conosco qualcuno. Eh. Ha voglia, ne conosciamo. Va bene, ne conosciamo una bravissima che salutiamo. Ciao Federica. Esatto. Va bene, allora, consiglio numero 1 per i radioascoltatori, però direi che potremmo partire con la Mission Impossible, visto che siamo ormai quasi Alla fine? alla fine di questa nostra cicciarata, perché non era un'intervista, una No, no, una cicciarata, cicciarata. una cicciarata, con ospite la nostra Hildegarda. E vai. Grazie, sì. Allora, la Mission Impossible di oggi è da 3 consigli ai nostri radioascoltatori. Aspetta che chiedo alla mitica nostra Sveva, che ci guida in questo viaggio bellissimo, quanto abbiamo ancora a nostra disposizione? 4 minuti, amplifica i Ce minuti la faccio, ce la faccio. amplifica Aspetta con che la amplifico un sfera. po'. Vedi? Va bene, Vedi subito, 5, da tac. 4 son diventati 5 appena abbiamo toccato la sfera. Sfera, Vai, 5 via. minuti, vai. Allora, Con calma, tanto 5 minuti son tanti. Vai. per me il sinonimo di libertà è conoscenza, quindi se volete essere liberi, leggete, informatevi e siate curiosi, ma curiosi con intenzione e consapevolezza di quello che chiedete e andate a richiedere, Okay. okay? Poi sicuramente Hildegarda, ma come altri Mh-mh. personaggi storici, erano molto più avanti allora di certi personaggi attuali, poco ma sicuro. Ma anche di noi, Ma cioè anche nel di noi, senso sì, senza voglio dire, senza andare andare in alto, dell'umanità in generale. Diciamo che lei è stata veramente una donna illuminata, non è che ma anche rivoluzionaria nei rapporti sì, della sì, Chiesa, perché lei è certo. stata nominata, dottore della Chiesa, non so se mi Sì, ricordo se sì, l'abbiamo detto, da nel paparazzi. 2012 da Papa No, non Benedetto l'abbiamo detto, XVI, cioè esatto. dottore della Chiesa, Sì, è una vero. delle poche donne, tra l'altro da 10 anni che è in auge Sant'Illegana, prima io non la conoscevo sinceramente, parlando. Sì, no, io l'ho Tu incontrata per una l'hai questione incontra letterale, l'ho esatto, incontrata per una esatto, questione che poi letteraria, mi farai bellissima, leggere. ma non lo so, Sì, mi farai non so leggere, sì. non so Sì, sì, sì. se Sì, farà sì, mi leggere, farai farà leggere, le farai vabbè. leggere. Poi comunque in ogni caso Dai, vai avanti. è tutto dentro di noi, È tutto dentro di noi, vai. basta ascoltarsi. Vai, dai, il consiglio numero 2 per i Ah sì, radioascoltatori. dedico la puntata a tutte le donne che hanno portato, la luce anche quando in questo mondo, erano condannate all'ombra. Per cui, anime che siete in ascolto, fatevi sentire con la vostra potenza e la vostra femminilità. Ma secondo me non è vero che non siete curiosi. Secondo me siete curiosi, ma secondo me posso Frena un dirti? po' la paura? No,
Secondo me ti inonderanno la mail di domande Me lo e non te auguro, ne me lo auguro. faranno in diretta oggi allo 0292947222, ma le manderanno via mail all'indirizzo, vai? info@ericabacchi.it. Invece il sito è? www.ericabacchi.it. Ma tu lavori su Milano, vai anche in giro, fai principalmente su Su Milano e Milano? online. O fai molto Certo, online? Ah, certo, bon. certo. Ma questo è molto interessante. Quindi amici di L'energia è tutta in ogni dove. amici di tutta Italia, Esatto. che volete farvi illuminare dall'energia o dalla sapienza, in questo caso uso proprio la parola sapienza perché secondo me è azzeccatissima, della nostra Erika, operatrice olistica, scrivetele, visto che non volete chiamarci. Esatto, va bene. Sei Sì, sì, d'accordo? Poi abbiamo un mi consiglio numero accolgo. 3? E il numero 3 l'ho già detto? Ah sì? Il Sì, numero sì, 4 ce n'è un no, non ce altro? n'è più. Abbiam finito? Abbiam Vabbè, finito. allora, Abbiamo fatto prima del previsto. vabbè, hai una dedica, hai la tua ricetta di donna? Allora, non ce n'è proprio una, però secondo me se uno ha una dote, un talento e sa di averlo, deve coltivarlo. Stai parlando con me. Stai Sì, parlando con me. coltivarlo, annaffiarlo tutti i giorni per far sì che quella piantina diventi un albero coi frutti. Ma uno potrebbe anche pensare di avere un talento, magari non aver voglia di Certo, coltivarlo, certo. e Ci sono quindi cosa molte succede? persone che Niente, che hanno aspetta la talenti e prossima doni vita poi. non riconosciuti e non visti. Mh. Prossima vita. Magari lo vedono gli altri e uno non se ne accorge di averli. No, ti accorgi di averlo, ma non lo vuoi vedere. Ma guarda Più te. delle volte è così. Ma questa è un'altra storia. Ci vuole un'altra puntata su questa cosa qua. Perché cos'è? Che storia è? No, inizia a raccontarci qualcosa. Abbiamo qualche minuto ancora? Quanti? 30 30 secondi. Vabbè, secondi. cosa vuoi dire in 30 secondi ai nostri radioascoltatori? Vai, spara, saluta tu. Vi dico questo, che quello che poi l'anima vuole, la ottiene in qualsiasi maniera. Quindi se voi Okay. non vi allineate alla vostra anima e al vostro volere, ai vostri desideri più profondi, lei ve lo farà capire in qualsiasi maniera. Quindi scusami, quando uno continua ad andare verso una strada sbagliata e poi continua a lamentarsi perché le cose non van bene, perché l'anima ti sta dicendo: "Va dall'altra parte". Esatto, prendi lo svincolo a destra anziché andare dritto contro il muro, Ecco. oppure ripercorrere sempre la stessa rotatoria. Quindi un augurio per i nostri radioascoltatori, un Auguri augurio di bellissimo. buone vacanze, mi No, un raccomando. augurio bellissimo, diverso, sull'anima, sulla luce, su queste cose bellissime Allora, di cui che tu vi parli. colpisca una luce immensa sulla vostra testa e che vi scaldi i vostri cuori, perché abbiamo tutti bisogno di la frequenza dell'amore. Eh sì, e quindi mi raccomando. Esatto. Comunque questa puntata è stata piena d'amore. Sì, beh, ma quando ci sei tu, Oh tutto no, il resto non adesso. c'è più, acqua azzurra o acqua Acqua chiara. chiara. No, sì, no, devo dire la verità, io ci metto sempre tanto amore perché siete tutte meravigliose, ma soprattutto è meravigliosa la nostra Sveva, sono Sì, meravigliosi tutti qua sì, in tutti radio, quanti. quindi io vi amo, vi adoro e vi Sì. mando tanti bacioni. Good vibes a tutti. Buona radio a tutti voi dalla vostra Pesca. Ciao! Ciao! Avete ascoltato Pesca dalla rete, le voci fiere di una nuova prospettiva.